Categoria EF riservata agli allievi, sono 6, 1 Pensiero Adri, 2 Amber Kronos, 3 Zemon CCSM, 4 Tuberosa, 5 Nosgir, 6 Talent B. Tuberosa la più appoggiata, numero 4 dello schieramento. Fasi di lancio. Partenza Nosgir veloce, riesce a sfilare in poche battute nei confronti di Umber Kronos. Più indietro c'è Pensiero Adri, poi rimasta all'esterno invece Tuberosa che cerca di muovere in terza ruota dopo 200 metri. Intanto fa ritmo piuttosto svelto il leader Nosgir, intanto Tuberosa progredisce. Avanza gradatamente, Nosgir intanto completa in 34 i primi 400 di gara, Tuberosa arriva al ridosso di Amber Kronos dopo 500 metri di gara, mentre Nosgir continua a guidare. Terza posizione in corda per Pensiero Adri, che precede Talent B e al largo Zemon CC SM. 46,3 il passaggio ai 600 con Tuberosa che si impegna ora in costruzione, cerca di andare sul leader Nosgir che completa gli 800 in 1:1:3, 15 davanti alle tribune, a contatto si mantiene Amber Kronos e siamo sulla penultima piegata, a metà della quale non cambia nulla tatticamente, Zemon CCSM non riesce a progredire e rimane in coda. Intanto il chilometro in 1:16:3 con Nosgir in vantaggio, Tuberosa che prova nuovamente di avvicinare il leader, Amber Kronos che mantiene comunque il contatto, perlomeno si mantiene nei pressi, 400 alla conclusione, 14,6 la frazione, Tuberosa ora con maggior decisione va su Nosgir, i due si distaccano a metà della curva conclusiva con Tuberosa che guadagna terreno, viene con estrema decisione su Nosgir che tenta la difesa, l'ingresso addirittura d'arrivo, Nosgir all'interno, Tuberosa a centropista, Tuberosa che insiste, passa Tuberosa a 100 dalla conclusione e nel finale controlla Nosgir per vincere sullo stesso. Al terzo posto finisce Pensiero Adri, 1:15:3, 32 a chiudere la vittoria per la favorita Tuberosa, Emanuele Masoero in sediolo per il training di Enrico Gocciadoro. Andiamo a rivedere le fasi finali con Tuberosa che passa di forza su Nosgir, mentre al terzo posto finisce Pensiero Adri.